presso le aziende private che gestiscono tali servizi, attività di cui si chiede informazione. Molte sono state anche le richieste da parte dei residenti, anche con raccolte di firme, ma non ci sono stati risultati. Chiediamo pertanto che per l'emergenza venga portata all'attenzione degli organismi di controllo e delle opportune sedi politiche il fatto non è tollerabile che in periodi in cui i gestori e gli enti all'interno della comunità europea e dello Stato continuano a parlare di eliminazione del cosiddetto digital divide verso la tanto affermata agenda digitale, non si riesca a dare la minima copertura per inviare una semplice email ad una frazione di oltre 1000 abitanti come trova presa e delle altre parti del territorio del comune. Si chiedono risposta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Grazie consigliere Giro. Capogruppo Zanon, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri, da alcuni anni si parla di dare dignità alla frazione di San Giorgio di Livenza. In questo le amministrazioni si sono adoperate sia per realizzare un centro civico, per mettere in sicurezza per ogni ciclisti attraverso una pista ciclabile lungo corso del Sorgimento, realizzando inoltre altre necessarie infrastrutture. Tuttavia, le realizzazioni pubbliche più significative non sono state ancora portate a termine. Mi riferisco alla piazza, la riqualificazione di corso del Sorgimento, la rotonda di Esso. Per quanto riguarda la piazza, compresa tra il centro civico e la chiesa, del centro sociale, si tratta di definire una volta per tutte quello che gli urbanisti chiamavano il genio che chiamano il genio geologi, cioè il fulcro di ogni paese da cui prende spunto la vita quotidiana. Per quanto riguarda il corso di Sorgimento, credo sia sotto gli occhi di tutti il disordine urbanistico dominato da recensioni e delimitazioni varie di proprietà private che non forniscono certo un'immagine ordinata e pulita della frazione. In quanto alle rotatorie all'inizio e alla fine del corso di Sorgimento se ne parla da tanto tempo, soprattutto per limitare la velocità dei veicoli che transitano sulla provinciale e mettere così in sicurezza gli abitanti della frazione. Sono inoltre altre esigenze che sono emerse nel corso degli ultimi tempi, come la necessità di collegare il cimitero nel nucleo principale del paese attraverso una passerella ciclopedonale sulla cosiddetta Livenza Morta, in modo da unire anche nella vicinanza del ricordo la storia, la tradizione e l'entità stessa della frazione. Inoltre non è ancora risolta la sistemazione della piazza della viabilità di accesso della vecchia chiesa di San Giorgio, per cui rimane sempre sotto gli occhi una specie di opera incompiuta, come se San Giorgio fosse un paese in via di costruzione invece che un'entità oramai ben definita. Volevo sapere da questa amministrazione lo stato di fatto dei progetti di qualificazione di San Giorgio. Non ci aspettiamo la solita risposta, cioè che non ci sono soldi. Volevo ricordare a questa amministrazione che nel corso dell'ultimo anno sono iniziati i lavori per opere pubbliche riguardanti solo il capoluogo e comunque non ci sono stati programmi ben definiti di ciò che si vuole realizzare nelle manca cioè una strategia amministrativa delle frazioni d'Italia. Anche lei d'accordo, signor Sindaco, che il vostro patto prevede la realizzazione di nuove frazioni e nuovi ponti su Livenza, trascurando la sistemazione e la riqualificazione delle frazioni già esistenti, grazie delle risposte secondo il solito articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Grazie per il gruppo Zanon. Consigliere Giro. L'altro avendo oggetto sportelli unici, conferenze di servizi, modifiche al regolamento edilizio e le norme tecniche d'attuazione. Alcuni imprenditori ci hanno segnalato la mancata attivazione delle procedure urbanistiche semplificate del sportello unico per l'approvazione di progetti comportanti la modifica e l'ampliamento delle nuove attività, in quanto l'amministrazione preferirebbe attendere l'approvazione del Stato. Ovviamente non condividiamo tale decisione. Cogliamo l'occasione con questa interpellanza per portare all'attenzione dell'amministrazione comunale la necessità di introdurre al più presto alcune modifiche all'attuale complesso delle norme collegate al vigente PRG
anche in funzione delle recenti modifiche sia a livello statale che regionale, apportate al complesso delle norme che regolano l'urbanistica e l'edilizia. Sia a livello statale che regionale sono stati infatti introdotti degli strumenti normativi aventi come obiettivo da una parte la semplificazione dell'attuale sistema e dall'altra lo stimolo all'attività edilizia. Norme introdotte ad esempio con il decreto sviluppo, con il decreto del fare, con la divisione degli sportelli unici, con il piano casa, di cui a livello regionale è al vaglio delle commissioni un disegno di legge per la messa a regime delle deroghe previste dal tale legge. Un sistema, anche ad avviso di alcuni, ormai vede più norme in deroga che norme ordinarie, al punto da sminuire la valenza programmatoria dei PRG, compresi altri e successivi interventi, nell'ottica di un'urbanistica più dinamica e vicina alle necessità delle attività produttive e al supporto e incentivo dell'edilizia in generale. L'azione, a nostro avviso, da intraprendere sono le seguenti: attivazione delle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive previste dalla legge regionale numero 55 del 31 dicembre 2012. Convocazione delle conferenze dei servizi anche per le pratiche edilizie di privati che richiedono più pareri di enti terzi per chi ne faccia richiesta. Modifica dei parametri oltre i quali le terrazze contribuiscono alla formazione della superficie utile. Modifica dei parametri in base ai quali i volumi interati contribuiscono alla formazione della superficie utile. Con riferimento al primo punto, le procedure previste dalla legge regionale 55 del 2012 semplificano l'iter per l'approvazione di progetti che comportano varianti urbanistiche al fine di dare risposte in tempi contenuti alle attività produttive che necessitano di ampliamenti e adeguamenti. Con riferimento al secondo punto, la convocazione della conferenza dei servizi riduce i tempi per l'approvazione di progetti che necessitano di parere di enti terzi. Si pensi ad esempio alle pratiche edilizie di opere sul fronte mare, che normalmente necessitano di pareri della sovrintendenza, della civile o della capitaneria di porto, pareri che vengono rilasciati con una tempistica che va a volte ben oltre 3 mesi fino a un anno. Gli ultimi due punti riguardano invece modifiche all'attuale PRG che da più parti da molto tempo vengono richieste. Riteniamo che l'aumento del limite oltre il quale le terrazze contribuiscono a formare la superficie utile, ad oggi fissato a 1,5 metri, possa aumentare la qualità abitativa delle residenze e delle attività ricettive. L'esclusione dei volumi entro terra dal computo delle superficie utile favorirebbe invece la realizzazione di garage interrati. Avrebbe così il doppio effetto di aumentare la qualità dei servizi delle abitazioni e non aumentare il fabbisogno di parcheggi, che oggi è uno dei più grossi problemi che pesano sulla nostra zona. Tali azioni, a nostro avviso, sono urgenti e devono essere intraprese quanto prima, senza attendere l'approvazione del parco. Ricordiamo peraltro che se si volesse attendere l'approvazione del parco, le modifiche di cui i punti 3 e 4 potrebbero essere introdotte solo con l'approvazione dei piani di interventi, la cui approvazione in termini temporali è ben lungi da divenire. Inoltre, se tali interventi non fossero territorialmente unitari, ci avrebbe un'insensata differenza nella pianificazione. Si chiedono una risposta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Grazie consigliere Giro. Signor Presidente, signor Sindaco, grandi colleghi, voglio riallacciarmi alle notizie apparse nella stampa in merito al progetto dell'alta velocità che dovrebbe coinvolgere indirettamente il nostro territorio. Si sa di un progetto che prevede la realizzazione dell'alta velocità lungo la campagna del Veneto orientale. Molte sono state le prese di posizione contrarie a tale progetto che andrebbe impattare rovinosamente nell'ambiente, e questo è stato fatto da parte di sindaci, amministratori, organizzazioni ambientali e gruppi politici. Recentemente si è appreso che questo rimane l'unico progetto. Corsi alternativi quali la via parallela all'attuale ferrovia o parallela all'autostrada Trieste-Venezia non sono stati presi in considerazione e non esistono su di essi studi di fattibilità. È vero che il Presidente della Regione è intervenuto sull'argomento esprimendo un parere fortemente contrario alla realizzazione della TAV sulla litoranea vicino alle spiagge, ma il problema rimane tuttora la strada. Vorremmo chiedere al signor Sindaco qual è la sua posizione e la posizione delle sue amministrazioni in tal merito.
Si ritiene che anche Caorle, pur non essendo interessata dall'attraversamento delle tavole nel suo territorio comunale, non deve sentirsi preoccupata per un ulteriore possibile intervento nel nome dell'alta velocità e dei supposti interessi nazionali va a distruggere un'altra parte del nostro territorio. Va bene che noi siamo mediatori di un PAT devastante, ma non crede che sia opportuno che la sua amministrazione si attivi per fermare una speculazione che va direttamente a sbattere contro gli interessi del turismo, una fonte economica del nostro Paese. Grazie delle risposte, secondo l'articolo 16. Grazie per il professor. Sono altre interpellanze? No. Allora procediamo a votare le risposte alle interpellanze presentate la scorsa volta. La prima presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanon dal titolo Rispetto verso il Consiglio Comunale dei Cittadini. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. C'è la risposta all'interpellanza presentata al Consiglio Comunale del 27 agosto 2013 della lista civica per il cambiamento dal titolo Rispetto verso il Consiglio Comunale e i cittadini. Capogruppo Zanon, a volte si può contestare la condotta del Sindaco sotto il profilo squisitamente politico, come lei ha fatto in più occasioni, altre volte più biasimevoli sotto il profilo personale, come lei ha fatto almeno in un altro paio di occasioni. Altre volte, infine, come nell'occasione di questa interpellanza, lo si può contestare sotto il profilo tecnico-giuridico per un apparente difetto, parectius ritardo, nell'informazione istituzionale. Pur rendendomi conto che lei potrà apparire antipatica la circostanza che la risposta a questa interpellanza venga codice alla mano, distinto professionale, mi viene da risponderle invitandola a prendere il testo unico degli enti locali, ossia la Bibbia, anche per un consigliere di minoranza, e a leggersi gli articoli 40 e 46, qui assieme a tutti i consiglieri comunali, ovvero se le preferisce nell'intimità della sua vita privata. Considerato che nella storia del mondo non esiste una lingua più precisa del latino che declina in modo chirurgico ogni termine, ogni caso, rapportandolo alla situazione che si vuole rappresentare, la risposta alla sua interpellanza potrebbe intitolarsi Aliena vizia innocuis habemus, a tergo nostra sunt, che tradotto letteralmente significa abbiamo davanti agli occhi i vizi altrui mentre i nostri ci stanno dietro. La nomina di un assessore, così come la revoca di un assessore, è atto di esclusiva competenza del sindaco, un atto cosiddetto recettizio, perché si perfeziona con la consegna del provvedimento al soggetto nominato o revocato. È un atto di esclusiva competenza sindacale in quanto rientrante nel novero dei cosiddetti atti di alta amministrazione e, seppur succintamente motivato per sottrarsi a censure di arbitrarietà, è caratterizzato da un elevato livello di autonomia. Così è stato in occasione della designazione iniziale della giunta comunale, così è stato in occasione della nomina dell'assessore al bilancio e alle politiche del personale, così sarebbe in ogni occasione futura di revoca o di nomina di un assessore. La comunicazione di tale provvedimento al Consiglio Comunale non è un elemento dell'iter procedimentale che incide sulla legittimità o validità dell'atto, né tantomeno sulla sua efficacia. La ratio normativa del legislatore codificante è solamente quella di adempiere all'esigenza di partecipare alla decisione del sindaco all'assemblea consigliare. Tale adempimento non è soggettato da un termine se non quello previsto dal comma secondo dell'articolo 47 del testo unico degli enti locali, che prevede di dare comunicazione al primo consiglio comunale utile. Ora, la nomina dell'assessore di Noia si è perfezionata in data 23 maggio 2013, è stata comunicata dal sindaco nella conferenza di capigruppo dell'8 agosto 2013 e la relativa comunicazione è stata resa al Consiglio Comunale del 27 agosto 2013, ossia nella prima seduta consigliare utile successiva all'adozione dell'atto. La comunicazione a mezzo stampa della nomina dell'assessore
avvenuta nella forma del comunicato stampa e non di una dichiarazione rilasciata ai giornali, va riconosciuta come un quid pluris che non si inserisce nell'iter amministrativo di validazione del provvedimento e quindi non lo snatura, ma va ricondotta esclusivamente a un adempimento partecipativo nei confronti dei cittadini che non può neppure ritenersi, in una astratta scala di valori e seppur di grado differente, meno importante della comunicazione al Consiglio Comunale. La cosa che lascia più stupiti, dalla quale prende origine il possibile titolo di questa risposta all'interpellante, è che sia proprio lei a venire a censurare il sindaco per un asserito poco rispetto nei confronti del Consiglio Comunale. Sotto il mio mandato l'ho vista abbandonare l'aula consiliare per meri pretesti, privi di contenuto con carattere politico. L'ho vista rispondere al telefono privato durante le sedute del Consiglio, mentre il sindaco, gli assessori o gli altri capigruppo avevano la parola. L'ho vista ridacchiare, alzarsi dal banco dell'opposizione per rispondere al telefono. L'ho vista arrivare in ritardo, allontanarsi prima della fine della seduta consiliare senza neppure giustificare la sua condotta. L'ho vista persino sedersi in Consiglio Comunale con in mano una vaschetta di gelato, assaporandone evidentemente soddisfatto il contenuto, tuttavia nel pieno dei lavori del Consiglio stesso, con buona pace della videoripresa atta a documentare le sue condotte. Potrei continuare, ma l'istinto, stavolta naturale, non professionale, qui viene poco da chiedere: chi tra me e lei ha veramente molto rispetto del Consiglio Comunale? L'interpellante al punto 2 pone un ulteriore quesito, anche questo che denota una scarsa conoscenza delle decisioni consiliari e delle norme urbanistiche. Si fa infatti riferimento a un presunto accordo che il sindaco avrebbe recentemente siglato con un privato, pur nel rispetto della legge, per una edificabilità di 460.000 metri cubi, impegnando 270 ettari di terreno agricolo. È doveroso chiarire che il sindaco non ha fatto alcun accordo su previsioni di edificabilità o cambi di destinazione d'uso di aree agricole nei termini da lei evidenziati. Se l'interpellante fosse a conoscenza dei meccanismi giuridico-amministrativi che presidiano l'approvazione dei piani urbanistici attuativi, allora ci sarebbe di cui meravigliarsi e presentare una simile interpellanza, poiché tuttavia è evidente questa mancanza di competenze in capo all'interpellante. Mi limito a spiegare chi e quando ha garantito quell'edificabilità e quel cambio di destinazione d'uso dei terreni agricoli. Poi riportati in adozione il ricorso al termine abituale per osservazioni in successiva approvazione secondo i dettagli dell'articolo 20 della legge regionale Veneto 11 del 2004. Il piano urbanistico attuativo è null'altro che lo strumento attraverso il quale si specificano le previsioni del piano regolatore nelle aree in cui questo non ha previsto l'intervento diretto. Più semplicemente, se lo scopo del piano regolatore è quello di dare un assetto generale al territorio comunale senza scendere nell'organizzazione di dettaglio, il piano urbanistico attuativo serve a precisare l'intervento sul territorio, organizzandone l'attuazione attraverso gli eventuali progetti di contatto. Il PUA dell'ambito territoriale denominato Altanea Piani non è dunque figlio di se stesso, né figlio di madre nota, ma figlio del piano regolatore generale del comunicare dopo che la Giunta regionale, con deliberazione 2639 dell'8 agosto 2006, ha approvato una variante parziale per regime comunicare denominata appunto variante ambito Altanea. Questo perché il Consiglio Comunale di Case, in data 28 febbraio 2005, con la deliberazione numero 2, ha adottato questa variante parziale, garantendo per la edificabilità e per cambi di destinazione d'uso. Come l'interpellante sa, la competenza per l'adozione e l'approvazione di PUA è da tempo passata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale. Il piano urbanistico approvato prevede la trasformazione dell'area in conformità alla variante di PRG sopracitata con un indice di edificazione piuttosto basso, precisamente pari a 0,156 metri cubi su metro quadrato. L'ambito del piano urbanistico è suddiviso in 7 comparti urbanistici che sono altrettante parti autonome e funzionali di attuazione del piano stesso, assoggettati ciascuno
a progettazione singola e nel complesso a progettazione unitaria. Quando il privato lottizante presenterà all'amministrazione comunale il primo progetto di comparto, che potrà darci un certo grado di progettazione, allora sarà possibile illustrare e presentare al Consiglio comunale le scelte che saranno possibili su quella parte del territorio. Oggi è possibile solo ripetere quanto già indicato nella motivazione delle varie delibere a vostra disposizione, ossia che le aree saranno interessate dalla trasformazione con finalità turistica, commerciale ed attività legate alla nautica, il tutto con elevata valenza ambientale, perché si prevede, oltre al citato basso indice identificatorio, anche la rinaturalizzazione e riforestazione di una vasta area centrale, una sistemazione delle aree a verde privato in continuità con le aree pubbliche, al fine di conferire maggiore spina all'edificazione, con corpi di fabbrica non più alti di 10 metri, 13 per le strutture barriere, nonché infine la realizzazione di un sistema di corridoi ecologici che circondano tutti gli assi viari già in essere e quelli futuri da realizzare secondo la progettazione di comparto che sarà presentata all'amministrazione quando il privato lo riterrà e comunque entro non oltre 5 anni dalla sottoscrizione della convenzione. Grazie Sindaco. Capogruppo Zanon, prego. Grazie Sindaco della dotta lezione giuridico-biblica che ci ha condotto questa sera, e io veramente sono anche contento un po' della sua risposta, perché la mia interpellanza è servita quantomeno a farle parlare di argomenti che sono dell'interesse veramente straordinario della nostra cittadina, come l'approvazione di questo accordo con privati di cui abbiamo saputo solo notizia in diretta attraverso discorsi fatti in paese e attraverso un articoletto che poi era apparso nei giornali. Quindi lo scopo della mia interpellanza era quello di stimolare lei e giunta della maggioranza a una apertura nei confronti della cittadinanza in merito alla discussione. Infatti nella mia interpellanza avevo detto anche che noi eravamo usciti e l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della sua maggioranza non è un atteggiamento nei confronti del Consiglio, ma di fronte a coloro che non vogliono mai discutere gli argomenti con la minoranza, tanto mi risulta che vengono discussi poco anche in maggioranza, a ogni azione ne corrisponde anche una uguale contraria, per cui lo stesso rispetto che lei ha nei nostri confronti noi glielo dimostriamo politicamente. Comunque il fatto che lei si arroghi il diritto di censurare il comportamento dei consiglieri comunali, nella specie il nostro, è un atteggiamento che definirei puerile, nel senso che il sindaco compete ben altro una discussione politica, compete una discussione sui problemi, compete perché abbiamo detto che non abbiamo rispetto neanche noi corrispondentemente al poco rispetto che lei ha nei nostri confronti, perché il giorno dopo il Consiglio Comunale è stata fatta questa dichiarazione stampa che nominava l'assessore. Allora, insomma, il giorno prima si era lamentato perché eravamo usciti addossandoci la colpa di non aver adottato con la maggioranza quelle che erano le norme nei confronti, mi pare, del commercio abusivo, che poi si sono visti anche i risultati, sono noti di tutti, peraltro. E per questo ci siamo permessi di dire che forse eravamo in Consiglio Comunale, se ci dava la comunicazione 2 mesi prima rispetto a quando ce l'è data, visto che poi la nomina è stata fatta dall'assessore, era un rispetto nei confronti del Consiglio. Ognuno chiede di rispettare il Consiglio a suo modo. Quindi abbiamo sollecitato anche il problema delle commissioni, che assolutamente, oltre ad essere state ridotte di numero, non discutono assolutamente dei problemi, perché si tratta sempre di una solita elencazione di cose che vengono dette alle minoranze, tanto vale non fate più che mandarci via email i comunicati della maggioranza. E comunque sia, rimane sempre questa, come posso dire, questo solco tra quello che ci aspettiamo noi come consiglieri comunali
e il socio rimane con la popolazione, è in assoluto distacco dalle decisioni e dall'atteggiamento che ha l'amministrazione quanto riguarda poi le decisioni che deve prendere. Questo era lo spirito così sereno, tranquillo della nostra interpellanza, che comunque è servita per quantomeno che c'è dato una così non ancora esauriente, come l'avevamo invitata anche a portarlo nella Valle Luminosa, a spiegarci bene questo progetto di 460.000 o poco più o poco meno circa, insomma, veda lei, ma che è una cosa strategica, fondamentale per il nostro territorio. Avremmo pure impedito che ci fosse spiegata in maniera esauriente qua in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, Capogruppo Zanò. Risponde il Sindaco. Allora, Capogruppo, io credo di aver letto un testo prima dove ho spiegato che illustrare oggi quel progetto ha un senso limitato, perché il contenuto delle delibere già illustrano e comunque è a tutta disposizione di tutti i consiglieri, se non altro perché la nuova normativa prevede che una delibera di questo tipo, prima ancora di essere approvata, ma di più, prima ancora di essere adottata, debba essere pubblicata comunque sul sito istituzionale dell'amministrazione sotto una precisa sezione. Lì potrà trovare tutte le informazioni utili prima ancora che andasse in delibera di approvazione di giunta, a maggior ragione prima che andasse ancora in delibera di approvazione a distanza di tutto ciò. Poi se non l'ha fatto, perché di consueto non lo fa, questo non è un problema mio, sarà un problema suo. Però per quanto riguarda la questione sulla censura del comportamento, allora lo respingo al mittente, perché francamente ritengo che tra una mancata, un ritardo di comunicazione del Consiglio Comunale, che tra l'altro previsto dalla legge questo ritardo, e un atteggiamento di quella condotta che ho ben descritto per le altre occasioni, francamente credo che il comportamento più puerile sia quello suo e non quello del Sindaco. Grazie Sindaco. Passiamo ora alla seconda interpellanza, sempre presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, dal titolo Situazione della casa di riposo Don Moschetta. Risponde l'assessore Antello. Buonasera, grazie Presidente. Dovrei dare la lettura, se siete d'accordo con me, della vostra interpellanza, di rispondere leggendo direttamente l'interpellanza che ha presentato il capogruppo, l'architetto Giro. Interpellanza presentata dalla lista civica per il cambiamento in ordine alla situazione della casa di riposo Don Moschetta. A risposta della presente interpellanza si richiama integralmente la risposta data in sede del Consiglio Comunale del 29 novembre 2012 all'interpellanza del 15 novembre 2012, in quanto trattasi della stessa interpellanza. In ordine alla statica dell'edificio si assicura, a seguito dei lavori svolti nel periodo 2011-2012 e con l'atto di starci in consenso di questa amministrazione, lo stesso risulta a norma. Pure la funzionalità dei servizi risulta congrua ed è tutto in linea con il rapporto tra ospiti e superfici e volontieri, rimanendo 86 ospiti non autosufficienti e 3 per il centro diurno non autosufficienti. La struttura soddisfa anche tutti i requisiti di ordine igienico-sanitario. Infatti tutti i controlli igienico-sanitari effettuati nei vari organismi competenti hanno dato esito favorevole. L'attuale canone di locazione per l'azienda speciale che versa la patrimoniale dell'immobile ammonta a 68.000 euro, di cui 56.198,35 di imponibile ed 11.801,75 per IVA. Per quanto concerne i rapporti con la Regione Veneto e in particolare con l'assessorato ai servizi sociali, si conferma e si ribadisce che sono di ottima collaborazione e cordialità, tenuti in forma continuativa per qualsiasi ordine di problematica e o aspettativa. Per quanto concerne invece i nuovi lavori promessi al termine dello scorso anno, si precisa che l'ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto, che tra l'altro è oggetto di approvazione da parte di questo Consiglio, proprio nei prossimi punti imposti all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio, che prevede l'ampliamento di quasi 40 metri quadri della sala pranzo e di più di 100 metri quadri del soggiorno diurno, il tutto per un importo complessivo di 225.000 euro. Questo progetto è parte di un progetto più generale nel valore di 500.000 euro, già approvato in data 23 agosto 2007 con il delibera di giunta comunale numero 56
e inviata alla Regione Veneto per l'accreditamento di tutti gli standard relativi a 86 posti. Con i prossimi lavori verranno così soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi relativi all'area ricreativa, soggiorno e sala da pranzo e per il mantenimento degli attuali 86 posti. Il progetto ha già ottenuto il parere favorevole dell'ASL di CIVA Trenitale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Sotto il profilo finanziario si informa che la Camera del Patrimonio ha già individuato l'istituto fluttolante e la Regione sarà assegnato il relativo finanziamento. Non appena sarà completato la parte relativa all'iperedilizio in deroga, si avvierà la procedura per la scelta dell'impresa esecutrice per l'avvio dei lavori. Grazie Assessore. Grazie Assessore, mi pare che possiamo ritenerci fiduciosi nell'attesa che questi lavori possano finalmente cominciare e diamo un proseguimento, un buon lavoro. Diamo la risposta alla terza interpellanza presentata sempre dalla Civica per il cambiamento Antonio Zanò, applicazione della legge 353 del 90 sugli incendi boschivi, relazione al Sindaco. Grazie Presidente, si dà risposta all'interpellanza presentata al Consiglio Comunale del 27 agosto 2013 della lista civica per il cambiamento del titolo Applicazione legge 353 del 1990 sugli incendi boschivi. Innanzitutto è evidenziata l'esistenza di due errori nella citata interpellanza. Il primo, riconducibile all'errato richiamo normativo, perché non alla legge 353 del 90, bensì alla legge 353 del 2000 si deve fare riferimento, in quanto la prima si occupa dei provvedimenti urgenti per il processo civile, mentre la seconda è quella del corretto richiamo, in quanto pone le norme quadro in materia di incendi boschivi. Il secondo errore è quello relativo all'erroneo riferimento all'incendio dello scorso 14 luglio, che non ha interessato la pineta di Valle Vecchia, bensì il sottobosco della pineta, ossia una fascia a minor rilevanza ambientale collocata a ridosso della Venere. Tuttavia, nonostante l'erronea premessa, l'interpellante ha ragione nel chiedere se l'amministrazione abbia in corso la redazione di un catasto delle aree percorse dal fuoco, come stabilito dall'articolo 10 della citata normativa, atteso che il patrimonio da tutelare, nell'ottica del legislatore nazionale, non è solo quello delle aree boscate, ma anche quello delle aree cespugliate o arborate. La risposta all'interpellanza non può in ogni caso che essere affermativa, con la precisazione che gli uffici comunali interessati al censimento e dall'elaborazione del catasto sono quelli dell'urbanistica e dei lavori pubblici, quest'ultimo anche nell'articolazione della protezione civile, e con il chiarimento che lo scopo è quello della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, anche con la codificazione del divieto di cambio di destinazione d'uso per i successivi 15 anni dall'evento, con chiara ed efficace azione deterrente nei confronti di eventuali attività dolose finalizzate per una via non consentita all'urbanizzazione del sito. Grazie Sindaco. Capogruppo Zanò, prego. Grazie della risposta, signor Sindaco. Passiamo ora alla quarta interpellanza. Consigliere Paolo, prego. Una domanda di chiarimento al Sindaco. Non ho capito dalla sua risposta se effettivamente vi è l'intenzione di dare corso da parte dell'amministrazione comunale alla creazione di questo catasto delle aree percorse dal fuoco. Sì, consigliere, è già in fase di elaborazione ad opera dei due uffici richiamati. Passiamo ora all'interpellanza del titolo Commercio ambulante in Corso Genova, presentata dalla Civica per il cambiamento Antonio Zanò. Relazione all'assessore Busso. Sì, buonasera a tutti, buonasera Presidente, Sindaco, cari colleghi. La risposta all'interpellanza, se volete la rileggo, parlava della manifestazione, ma non serve, in Corso Genova. Quindi questa amministrazione comunale conosce e è cosciente del fatto che la località di Porto Santa Margherita già da parecchi anni soffre in questo particolare isolamento che anche durante la stagione estiva non viene a meno.
e che, come peraltro rilevato dalla presente interpellanza, l'attuale crisi economica e finanziaria contribuisce ulteriormente ad aggravare. Ciò premesso, l'amministrazione comunale, al fine di contribuire ed ovviare alla situazione che si è costituita, con l'intendimento di contribuire alla promozione e all'animazione della località in collaborazione, questo è importante, in collaborazione con alcune associazioni, ha programmato ancora con delibera di giunta comunale la numero 110 del 9 del 5 2013, la numero 106 del 9 del 5 sempre 2013, una serie di manifestazioni promozionali straordinarie per la stagione turistica 2013 da tenersi in Corso Genova. Le manifestazioni organizzate sono Porto Santa Margherita in festa, con la partecipazione dei commercianti e pubblici esercizi di Corso Genova, espositori opera del proprio genere, produttori agricoli e altri operatori in un numero massimo di 17, programmata per il giorno 19 ma rinviata al giorno 9 del 6 del 2013. Poi un porto di sapori, manifestazione promozionale dei ristoratori e dei pubblici esercizi di Porto Santa Margherita, con posizionamento di numero 8 casette per un percorso degustativo. Poi bontà e benessere per i giorni 8 del 6, 22 del 6, 13 del 7, 21 dell'8, 30 dell'8 e quella del giorno dell'8 del 6 e del 30 dell'8 non è stata effettuata, per una massima presenza di 25 operatori. Per le manifestazioni promozionali sono state rilasciate da parte della competente del settore autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse da effettuarsi sul suolo pubblico, con possibilità di vendita a carattere temporaneo ai sensi dell'articolo 18 del vigente piano comunale per il commercio, con peraltro consentito anche dall'articolo 3 della legge regionale numero 10 del 2001. Tali manifestazioni, indubbiamente di natura straordinaria, hanno comportato una presenza limitata e predefinita di operatori, con distinzione e limitazione tra settore alimentare e non, e con la condizione che le diverse manifestazioni fossero correlate da attività promozionali, quali dimostrazione e laboratori e giochi per i bambini, quindi non fine a se stesse. Era una manifestazione proprio per dare supporto a questo. Infine si fa rilevare che le studenti iniziative patrocinate dal Comune di Caole, ripeto, patrocinate dal Comune di Caole, sono state proposte e organizzate rispettivamente dalla Proloco e dal Comitato della tutela e promozione di Porto Santa Margherita. E come fatto presente, la stessa Proloco rientravano nell'ambito di una programmazione degli eventi derivante dall'avvio di una sinergia tra commercianti e pubblici esercizi con il Comitato di Porto Santa Margherita e associazioni proprietarie, in particolar modo quest'anno per celebrare i 50 anni di Porto Santa Margherita. Questa è stata la motivazione di queste manifestazioni all'interno di Corso Genova. Grazie, Filippo. Grazie Assessore. Grazie della risposta, Assessore. Io mi ero solo invitato a sollevare un problema che mi pare che lei abbia in maniera esauriente risposto. Non mi resta altro che in maniera, posso dire, consolare quei commercianti che si erano rivolti alla nostra pagina minoranza per aumentarsi un po' della concorrenza che era stata, ho avviso. Diamo ora risposta all'interpellanza presentata sempre dalla Civica per il Cambiamento Zanò. Cosa fa l'amministrazione contro il femminicidio? Risponde l'assessore Antelli. Grazie Presidente. Non do lettura alla vostra interpellanza, sebbene fosse molto ricca di spunti. Non do lettura invece della risposta che mi è stata trovata, lo confesso, nell'ufficio, perché il tema è un tema importante. Prima di leggere
interpellanza, però vi dico che di recente sono stato a un incontro a Portoguaro che a cui l'amministrazione era stata invitata, dove c'era a tema il femminicidio e le attività che potevano essere correlate e connesse a questa piaga culturale, chiamiamola così, questo dramma, diciamo, italiano, che non solo italiano, questo dramma che ultimamente si fa sentire. Ecco, quello che è emerso da quell'incontro è un'attenzione molto alla cultura, alla tradizione culturale, quindi con attività culturali che tendono o vorrebbero tendere all'educazione attraverso l'inserimento nella scuola di attività educative preposte, però evidentemente la cosa che subito viene in mente è che un'attività di questo tipo lascerà il segno fra qualche anno, mentre oggi stiamo vivendo qui e ora un'emergenza, quindi cosa si può fare oggi? È un tema molto complesso. Con riferimento alla vostra interpellanza presentata in sede di Consiglio Comunale del 27 agosto, inerente al fenomeno della violenza sulle donne si specifica quanto segue. L'AS 10, con i comuni, sta implementando un tavolo di lavoro contro la violenza in genere, donne, uomini, anziani, eccetera, contro la violenza di genere, affinché i soggetti in difficoltà possano trovare protezione in casa, famiglia o altri centri, con spesa a carico dei comuni. E questo è un punto di domanda. Dopo vi racconto anche perché. L'argomento sarà oggetto della prossima conferenza dei sindaci. È necessario però reperire risorse economiche per le quote barriere e per i centri di ascolto culturale. Io faccio solo notare, faccio un inciso, che un ricovero, diciamo, in una casa famiglia potrebbe arrivare a costare per una madre e un figlio oltre 110 euro al giorno, il che significa che 90 euro per la madre e 20 euro per il figlio. Okay? E questo significa che se in una città come Cabre avessimo come non è mai accaduto per adesso per fortuna, ma se dovessimo stare di fronte a un'emergenza di questo tipo, dovremmo tirare fuori risorse capaci di sostenere non per una settimana, non per un mese, ma probabilmente per parecchio tempo queste famiglie, queste vicissitudini. Quindi il tema bilancio è un tema molto importante. Ad ogni modo, gli uffici di servizi sociali seguono costantemente le situazioni familiari difficili in collaborazione con le forze dell'ordine, le situazioni di volontariato, le parrocchie e i servizi sanitari. Purtroppo, quando si entra in un ambito delicato come i rapporti interpersonali e familiari che fanno parte della cosiddetta privacy, non è sempre facile fare prevenzione. Anche con le scuole di Cabre, San Giorgio e la Salute di Vicenza ogni anno sono realizzati progetti e attività di sportello ascolto, con lo scopo di promuovere la prevenzione e l'individuazione delle forme di disagio individuale e sociale, rivolto alle famiglie e agli alunni nella scuola secondaria del primo grado, cioè è uno sportello ascolto non solo per i ragazzi, ma anche alle famiglie e ai genitori. La violenza di genere non può essere affrontata da un solo lato, ma dalla sua complessità, con l'apporto di tutti. E in questo gioca un ruolo fondamentale il mondo dell'educazione, sia quella diretta e esercitata dai genitori, che